Ci troviamo a Sottocroda, una frazione del comune di Revine Lago, un bellissimo borgo ai piedi delle montagne, immerso nel sole e protetto anche dai rumori della strada, perché davanti a questo borgo c'è una collina morenica dell'antico ghiacciaio del fiume Piave, che la protegge quindi dai rumori della strada. Siamo nella piazzetta del borgo, la Crosera, dove si incrociavano diverse delle stradine dei vicoli presenti. Si affaccia anche il capitello di San Biagio e poi qui vediamo le case fatte con la pietra tipica delle Prealpi, che è il calcare selzifero, quindi sembrano un panino con la parte chiara di calcare e la parte scura fatta di selce. Il turismo ho cominciato circa 45 anni fa a portare degli olandesi qui in questi posti, insomma. Io abitavo allora a Tarso. E i miei genitori affittavano dei roulotte in tempo libero quando mio padre è andato in pensione, e dopo un certo momento la gente chiedeva se loro avevano degli appartamenti all'estero, no? E così abbiamo cominciato a affittare l'appartamento di mia suocera. E dopo la gente andava a fare bagno qui al lago, dopo altra gente chiedeva poi mandare anche dei clienti a noi, e così è cresciuto, insomma, il turismo olandese, e che poi ho ancora clienti al giorno oggi che venivano 40 anni fa. Il posto è bellissimo perché qui abbiamo le montagne, le colline, bosco di Cansiglio, c'è tantissime cose che si può fare, e anche i paesi sono belli. Adesso si fanno tante cose anche. E qui viene soprattutto gente che ama la natura, e io sono arrivata a Sottocroda per caso, perché non conoscevo neanche io questo paese, ma lavorando, portando il pane in giro, perché io dovevo lavorare, e per un periodo solo di un mese ho conosciuto questo posto e mi è piaciuto tantissimo, anche perché mi piacciono molto le case rustiche, perché hanno storia, ti dicono qualcosa, no? E ho messo a posto questa casa, e quella era una stalla. E insomma, 2 case, ho lavorato per mettere a posto queste case, ma adesso basta. Adesso devo un po' vedere il mondo anche. Ci troviamo sul torrente Piaveson, che è un torrente di origine carsica. Infatti tutte le nostre Prealpi sono interessate proprio dal fenomeno del carsismo, ovvero non abbiamo acqua in superficie, viene tutta inghiottita dalla montagna. Quando la montagna, diciamo, ha queste sorte di bacini naturali pieni, questi torrenti funzionano come da sifone e passano dall'essere asciutti come adesso ad una portata elevatissima nel giro di una giornata. Poi si prosciugano, svuotano questi serbatoi d'acqua e il torrente torna ad essere secco. È un fenomeno davvero strano, va ad alimentare la Tajada, e quindi quando questi torrenti apportano acqua, ce ne sono altri 2 che alimentano anche i laghi di Revine, i laghi non riescono più a scolare bene e quindi si ha un innalzamento del livello. Il borgo di Sottocroda, barbicato ai piedi della montagna, è in una posizione ideale per una serie di sentieri che vi possono portare sia in quota, nella zona anche della cosiddetta della Posa, luogo molto famoso dove si buttano con i parapendio, sia per raggiungere i laghi di Revine, sia anche per raggiungere il famoso Passo San Boldo attraverso una rete di sentieri veramente spettacolare. Qui vediamo il colchico autunnale, un bellissimo fiore proprio di questo periodo, che però non è assolutamente da confondere con il crocus, quello che si usa per lo zafferano, perché invece questa pianta, il colchico, è velenosissima, mortale. Ci troviamo lungo l'antica via Maestra, che assegna via 1035. È un'antica strada che collegava Vittorio Veneto a Follina. È sopraelevata rispetto alla provinciale, e lungo questa via troviamo le chiese. Qui dietro di noi c'è la chiesa di Soler, la chiesa di Santa Giustina.